oggi facciamo solo pianura, passando per paesi meravigliosi, veneti.
entrando a Bobolenta.
Longo. Siamo davanti alla chiesa. Alla mia destra è la chiesa, sono le 9. Ponte Longo. Stiamo uscendo da Ponte Longo. Ecco qui termina Ponte Longo.
direzione di Cavarzere, sotto Venezia. Abbiamo un bel vento, come si muove l'erba. Una giornata soleggiata, ariosa, con un po' di venticello, dai. Stiamo entrando Villa del Bosco, Carezzola. Siamo in centro, Villa del Bosco, Villa del Bosco. Passiamo davanti proprio alla chiesa. C'è la chiesa alla mia destra, questo paese meraviglioso, Villa del Bosco. Siamo sotto il territorio di Carezzola. Abbiamo il vento contro, Siamo a 8 km da Cavarzere. Finalmente qui c'è la strada nuova, perché era indecente che il tratto che ho fatto io sulla destra.
Pegolotte, Pegolotte, siamo entrati a Pegolotte. Cavarzere 6 km. Questa è la chiesa di Pegolotte. Siamo in centro.
campagne di qua e di là. Vedete i vigneti alla mia destra.
Fiume Adige. Cavarzere, stiamo andando in centro a Cavarzere. Questa mia ripresa è dedicata ad Avis Consalvan, che è di origine veneta, di Cavarzere, la famiglia. La chiesa dov'è? La chiesa, vediamo. Signore, la chiesa di Cavarzere dov'è? Va bene, faccio la pista ciclabile allora. Facciamo la pista ciclabile. Abbiamo una pista ciclabile qui. Parte di qua o parte di là? Ok, grazie. Ah, adesso l'ho vista, eccola là. L'ho passata. Perché ero all'incontrario. Dalla chiesa vi saluto. Siamo sotto Venezia, Cavarzere. Adesso entriamo di qua.
Poi vi saluto dalla chiesa. Quella là dove? Siamo a 2 passi, questo è il centro di Cavarzere, bella. E questa è la chiesa con l'orologio, vedete il campanile della torre? Bella, bella. Sono le 9:15. Guardate che bella sta chiesa. Bello anche questo posto meraviglioso che vedete alla mia sinistra, vedete? Bello, sì. Poi vi saluto dalla chiesa. Questa bella piazza, vedete? Città di Cavarzere. Belli belli, guardate, la chiesa laterale anche e questo palazzo meraviglioso. Bella, 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 bella. Bella, bella. Diamo un goccio e poi vi saluto. A tutti voi amici appassionati che mi seguite, col cuore, con la passione come io vado in bici, riprendendo noi Colli Urani oggi, ma di tratti pianeggianti con dei paesi meravigliosi. Siamo alla città di Cavarzere, sotto Venezia. La dedico a Davis Conselvan, che la famiglia è nato qui lui, è di origine veneta, Cavarzere. Allora parto con lui, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Davis Conselvan, di origine veneta, Cavarzere, ma è di Alessandria adesso. Con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre in ogni mia ripresa. Sei fantastico. In bici mi segui tutte le mie performance che faccio a 70 anni quasi, manca 2 mesi e mezzo. Compio 70 anni, il 30 settembre compio 70 anni. Lui ha la passione della bici da corsa nel sangue come me. Ha tantissime bici lui, beato lui. Gli auguro tante uscite, tanta salute, è un grande grande amico, sono fiero e orgoglioso di averlo con me. Davis Conselvan d'Alessandria, di famiglie veneta d'origine di Cavarzere. Ti mando un abbraccio forte 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 con tutto il mio cuore e grazie ancora per seguirmi sempre in bici.
sei fantastico, sono fiero, ancora orgoglioso, cosa grande di te. Grande, grande, Davis Conservante, Alessandra, un grande. Adesso saluto Francesco Marchiori da Verona, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche, in tutte, che sia in bici, che sia con l'orchestra italiana, che sia nelle montagne, in qualsiasi ripresa che faccio. Sei fantastico. Sono orgoglioso, fiero di avere un grande amico come te, Francesco, con tutto il mio cuore, con tutta la tua famiglia, ancora un grande grazie di esistere e te di seguirmi sempre. Francesco Marchiori da Verona, un grande. Ciao Francesco e grazie di tutto. Adesso saluto Massimo, che anni che mi segue, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi sempre nelle mie riprese in bici. Sono fiero, orgoglioso, cosa grande e unica. Massimo, un grande, e anni che mi segue, grazie Massimo di tutto. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono sulla musica da ballo il mitico maestro Pietro Galassi. I suoi testi, le sue musiche sono la storia della musica da ballo. Ti amo davvero. Lo saluto dalla Liguria, dalla Spezia, con tutta la sua famiglia, grande Pietro, da Giulia, il bambino Enea e tutta l'orchestra di Pietro Galassi, la numero 1. Grande Pietro, Manolo, Matteo, Polidor e tutta l'orchestra di nuovo. Adesso risaluto Angela Birba col suo compagno, siete una coppia meravigliosa, grande, grande Angela, grande amica, grande donna, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Angela, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande, grande amica, grande donna, Angela Birba, una grande. Adesso saluto Durva Tavare, pensate, da San Paolo del Brasile, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Durva Tavare da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi sempre nelle mie riprese. Grande, grande Durval. Adesso saluto un altro amico che non mi ricordo mai il nome, sempre da San Paolo del Brasile, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande. Adesso saluto Mirka Martini da Monselice, Ilaria Scaffali, il dottore Antonio da Scaffati. Siete in tantissimi, vi voglio bene. Bravi, bravi ancora di seguirmi, grazie, grazie. Poi Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titi, Alex, Giuliano Calore, il re del ciclismo estremo, Walter da Treviso, mi ha pagato una bottiglia Prosecco meravigliosa, sarei stato da Valdo Biadine. Grande Walter, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e a tutti voi appassionati amici che mi seguite, siete speciali. E poi Giuliano Calori, io sono il suo assistente, lui è il re del ciclismo estremo. Saluto tutti i suoi figli, da Marco, le figlie, i nipotini, tutto il liceo scientifico di Padova e Fermi che sono venuto con Giuliano 4-5 anni fa. Lui è del 1938, va su per 89 anni, il 9 gennaio 2027 compie 89 anni. Il re del ciclismo estremo, detentore di 13 Guinness World Record, premiato a Berlino con la medaglia d'oro, inciso il re dei primati. Le sue imprese eroiche impossibili, senza manubri e freni, discese, salite, lo Stelvio l'ha praticamente ubriacato con le sue imprese. Grande, grande che le Dolomiti, tutti i passi dolomitici. Giuliano è unico. E ancora a tutti voi amici appassionati che mi seguite con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Bravi! Beviamo un goccio e ripartiamo.
Cavarzere. Questo è il bar del centro. Centro di Cavarzere. Bella cittadina, veramente una bella città. Siamo sotto Venezia, e c'è un bel vento. Vedete come che si muove le bandierine qua. Alla mia destra il campo sportivo. Eccolo qui alla mia destra il campo sportivo.
pista ventilata. Oggi mi faccio una novantina di chilometri, un bel giro pianeggiante con qualche cavalcavia, con tante campagne. Stiamo entrando a Adria. Padova, questo va. Ehi signore, può andare a Padova? Scusi, può andare a Padova, è la più corta. Padova? Devo andare via dritto? Qua. Eh? Devo... Anche a Varzere? Ok, grazie. Cavarzere, grazie mille.
Vedete ancora il campanile di Cavarzare, è perché lo facevo un'altra strada ma era troppo lunga. Sono andato fino a Adria e dopo mi segnalava 20 km Rovigo. E devo ritornare di nuovo io da Ponte Longo, dove sono venuto su. Va bene, dai, ho fatto 10 km in più, mi mette sempre gamba. ...43 km a Padova. Mi sono dimenticato di girare di qua, sono andato su dritto. Adige.